Una macchina abbandonata da 20 giorni ed una denuncia di scomparsa formalizzata ieri al commissariato di polizia di Agrigento. Strano mistero lega Alfonso Conti, giovane agrigentino 30 anni, compiuti ieri, e l'auto da lui usata, una Fiat Panda rossa intestata alla madre Calogero Zambuto. L'automobile è parcheggiata, o meglio incastrata in un avvallamento adiacente alla strada sterrata che porta a Drasi, è rimasta lì in panne. Dai primi giorni di agosto, presumibilmente 3, perché da quel giorno è stata immortalata in quel luogo dai curiosi. In un primo momento ad eseguire il controllo sul mezzo sono stati i carabinieri. Balzava all'attenzione il fatto che una macchina nuova venisse abbandonata, ma non è risultata rubata agli uomini dell'arma, né tantomeno la proprietaria aveva formalizzato la denuncia per furto. Poi solo ieri la donna proprietaria dell'utilitaria e mamma di Alfonso Conti denuncia la scomparsa del giovane. Racconta che la macchina era in uso proprio a suo figlio e che non lo vedeva dai primi giorni del mese, più di 2 settimane fa. La famiglia ha spiegato alla polizia che questo non è il primo caso in cui il giovane si allontana da casa non dando sue notizie per giorni. Adesso sul caso sta indagando la polizia, certamente in corso da parte degli uomini della squadra mobile di Agrigento capitanati da Giovanni Minardi, che ha lanciato l'allarme anche agli altri commissariati fornendo i dettagli dello scomparso.